Per ereditare la vita eterna, cioè, non serve accumulare i beni di questo mondo, ma ciò che conta è la carità che avremo vissuto nelle nostre relazioni fraterne. Ecco allora l'invito di Gesù. Non usate i beni di questo mondo solo per voi stessi e per il vostro egoismo, ma servitene per generare amicizie, per creare relazioni buone, per agire nella carità, per promuovere la fraternità ed esercitare la cura verso i più deboli. Siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene, con la prudenza e la scaltrezza del Vangelo, usando i beni di questo mondo, non solo quelli materiali, ma tutti i doni che abbiamo ricevuto del Signore, non per arricchire noi stessi, ma per generare un amore fraterno e amicizia sociale. Questo è molto importante, con il nostro atteggiamento generare amicizia sociale.